Ci tenevo in questa occasione a ringraziare i tanti colleghi, gli autori di questo libro e degli interventi nei convegni, 40 in totale, quindi tante persone, insomma, che hanno contribuito in modo impegnando il loro tempo, insomma, sia per fare per questi eventi online finalizzati alla crescita dei nostri studenti nei percorsi legati appunto alle professioni degli archivi dei musei e delle biblioteche, ma anche i professionisti del territorio. Io non aggiungo altro, lascio la parola alla professoressa Linda Boreal, curatrice insieme a me di questo volume, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, e a seguire grazie a Tatò, referente del MAB per il Friuli Venezia Giulia, e saranno loro a raccontare un po' di questa duplice presenza, dei motivi, delle occasioni, di questa occasione di crescita che da qualche anno, insomma, ci vede collaborare attivamente su percorsi interessanti per il territorio friulano. Grazie. Io sono molto lieta di dare il benvenuto a questo pomeriggio di conversazione intorno a questo tema e a portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale che dirigo dal 2021, quindi proprio dall'anno in cui appunto questa serie di conferenze è stata organizzata. Come forse molti di voi sanno, il Dipartimento è l'erede della Facoltà di Lettere e Filosofia, all'interno del quale a metà degli anni '80 è stato fondato il primo corso di studi di laurea in Italia dedicato ai beni culturali. E qui vedo il viso di qualche compagno dell'epoca che poi ha intrapreso come dire, anche il percorso delle professioni della cultura. Il Dipartimento di Studi Umanistici, il cui acronimo è il DIUM, ha stretto appunto anzi ha rinnovato con il MAB una convenzione che sta alla base appunto di questi incontri, che è una delle prime attività di collaborazione, perché per noi docenti, diciamo per l'Accademia, il rapporto con il mondo delle professioni è fondamentale. Fondamentale perché le nostre ricerche si arricchiscono della collaborazione, dello scambio, del confronto con chi opera sul campo e ci consente anche di migliorare la nostra offerta formativa, raccogliendo suggestioni, indicazioni, ma anche vicendevolmente poi scambiandole con altri in quello che è un po' un percorso virtuoso di saperi e di conoscenze. Non è un rapporto semplicissimo, non è un rapporto facile, perché noi accademici siamo complicati, però appunto il bello delle sfide è proprio questo, è proprio il confronto appunto su temi che stanno a cuore a tutti e che costituiscono poi il futuro delle professioni dei nostri studenti. Quindi io parlo anche proprio da docente, non solo da direttrice, ed è una delle missioni dell'università, quella di accompagnare i nostri ragazzi appunto anche nel mondo del lavoro. Questo volume ha una caratteristica, una particolarità di cui credo possiamo essere tutti orgogliosi, sia chi lo ha curato, sia chi lo ha voluto, perché raccoglie le testimonianze, le reazioni, le impressioni degli studenti dei nostri corsi di studio che hanno seguito questi incontri come tirocinanti. Era epoca di pandemia, le istituzioni, i tirocini in presenza sostanzialmente non esistevano, erano saltati, ma anche quelli online a distanza. E quindi abbiamo, diciamo così, trasformato questi incontri in una opportunità per i nostri ragazzi di entrare a contatto, a confronto con i professionisti della cultura. E le reazioni, le loro testimonianze, devo dire, sono piuttosto interessanti. Ce n'è, tra le tante che mi hanno colpito, ce n'è una che si intitola Professionisti della cultura a metà, punto di domanda, no? Chiedendo per esempio a noi università di offrire delle competenze sulla sicurezza dei beni culturali. Giungono sollecitazioni in questo senso e credo che
come dire, siano testimonianze particolarmente importanti da ascoltare, sia per noi, mondo dell'università, ma anche da parte del mondo dei professionisti, quindi musei, biblioteche, soprintendenze, fondazioni, perché ovviamente il mondo che gestisce, amministra, valorizza, tutela il patrimonio culturale è un mondo molto variegato, molto sfaccettato. Io sono molto grata alla Presidente e al MAB Friuli Venezia Giulia per aver collaborato con noi, come dire, attivamente, e spero che questa collaborazione ovviamente continui nel futuro con altre iniziative, altre attività. E siccome sono sempre convinta che less is more, lascio subito la parola a Maria Grazia Tatò. Allora, questo MAB, perché il MAB? Cosa ha portato nel 2012 le nostre associazioni, quella archivistica, quella bibliotecaria e l'ICOM, quella museale, a far nascere questo, che non è un organismo in realtà strutturato, ma è un insieme di buone volontà. Ecco. Ci siamo tutti resi conto che lavorare in modo isolato, chiuso, non rendeva giustizia a nessuno. A parte che i beni culturali si intrecciano un po' da soli, no? Perché sappiamo bene che troviamo nelle biblioteche, gli archivi, se non altro quello della biblioteca, spesso opere d'arte e viceversa, no? Ci sono tutte queste commistioni. Queste non sono casuali in realtà, ma nascono proprio dall'essere i beni culturali un mondo che si parla, ecco. E da qui l'esigenza anche di far nascere questa che vuole essere una struttura molto agile, non strutturata, ma che funziona e che aiuta a lavorare. Questo poi l'incontro con Dimitri Brunetti, con Linda, con l'Università di Udine, è stata una magnifica occasione, devo dire. Abbiamo lavorato tanto, ma veramente con entusiasmo, con voglia di fare, con la collega Ilda Menis della biblioteca, Paola Ventura di ICOM e Marina Dorsi di ANAI. E siamo riusciti a fare tante cose che magari neanche immaginavamo di riuscire a fare, perché c'è stata una forte risposta, un interesse sia da parte degli operatori che da parte degli studenti. E questo è poi il nocciolo della questione, riuscire a fare rete, perché se non riusciamo a lavorare insieme non solo fra le associazioni che si occupano degli operatori, ma anche delle università che in primo piano si occupano della formazione, se non si lavora insieme in realtà non si riesce ad andare da nessuna parte. C'è stato pochi giorni fa a Napoli il 5° congresso nazionale che si fa una volta, un anno sì, un anno no, poi col Covid c'è stata un'ulteriore pausa, quindi contava circa 10 anni, no, di attività. È stata l'occasione per tirare un po' le fila di quello che si era fatto e anche per capire in che direzione andare per il futuro. Il momento del Covid lo sappiamo che è stato un po' duro, è stato un po' di freno, diciamo, un po' per tutti, non per noi Friuli Venezia Giulia che ci siamo molto agitati lo stesso, ma è saltato il congresso nazionale, per esempio, no? Che adesso è stato recuperato. Ci è stato chiesto al congresso di portare ognuno
due parole chiave sulle quali discutere. Ebbene, le parole chiave poi che sono uscite in realtà sono state più o meno le stesse. Questo vuol dire che la direzione è questa: fare rete, fare formazione per gli studenti sì, ma anche fare formazione tra gli operatori, perché ognuno ha la propria professionalità, chiaramente, ogni bene culturale ha le sue caratteristiche, però bisogna conoscersi, no? Bisogna essere in grado di orientarsi anche in quelli che sono gli altri beni culturali. La storia, le storie delle comunità, cioè ancorare quelli che è il patrimonio culturale a quello che è la storia della comunità della quale ci si occupa in particolare. Considerate che i MAB sono suddivisi comunque in sezioni regionali, quindi forse a parte il Triveneto che è più ampio. Quindi fare storia della comunità, tutela del patrimonio, parlarsi, è quella cosa poi difficilissima che è comunicare. Riuscire a comunicare quello che è il patrimonio, riuscire a renderlo appetibile, tra virgolette, comprensibile e desiderabile, no? Incuriosire anche quella che è non soltanto gli studiosi di professione, ma proprio i cittadini, insomma la gente che ci vive e che di quel patrimonio comunque è a pieno titolo un rappresentante e una persona che deve comunque interessarsene. Il protocollo di collaborazione che è stato firmato con l'Università di Udine è stato quindi, devo dire, veramente molto molto importante, molto significativo. Adesso con ogni probabilità firmeremo un analogo protocollo anche con l'Università di Trieste. Questo ci fa gioco, no? Perché alla fine sono le due realtà di formazione della regione, riuscire a fare delle cose tutti insieme sarebbe veramente il massimo della soddisfazione per chi ci lavora. Come Friuli Venezia Giulia noi siamo partiti subito già nel 2012 quando è stato costituito il MAB nazionale, perché avevamo alle spalle una storia ricca, nel senso che già da 10 anni prima facevamo ogni anno dei convegni insieme ai bibliotecari e sono usciti anche una serie di volumetti di atti. Ci siamo trovati bene, insomma, per cui è stato poi anche facile coinvolgere anche gli operatori museali e siamo partiti subito con tutta una serie di convegni che facevamo un anno sì, un anno no, sulla didattica, adesso mi ricordo manco più, sull'informatica sicuramente, ma su molti temi che potevano essere condivisi. In realtà la chiave di volta del successo di questi incontri è quello di riuscire a individuare dei temi che interessino tutti, perché altrimenti ci ritroviamo a chiuderci, no, nelle nostre casette. Del 2017 è stato un grosso convegno tenuto a Gorizia col supporto della regione sulla sicurezza, perché questo è un altro di quei temi importanti, di quei temi che ci coinvolgono tutti e che veramente devono coinvolgerci tutti, perché quando purtroppo sul nostro territorio fragile gli accidenti capitano, poi il terremoto, poi l'alluvione, insomma non ci facciamo mancare niente di solito. Bisogna essere pronti a
interagire non solo sui propri beni, ma anche sugli altri, sui beni degli altri che noi conserviamo, no? E quindi sapere come muoversi e arrivare a stilare delle linee guida condivise sarebbe proprio una cosa, direi, necessaria, perché non è così insolito purtroppo che ci troviamo a dover combattere con queste cose. Andiamo avanti, andiamo avanti, non demordiamo di sicuro su queste strade, questi filoni che sono i più condivisi, e credo che veramente riusciremo a fare qualche, ecco, anche pubblicare gli atti, non è un capriccio in realtà. Pubblicare gli atti vuol dire lasciare, fare questo sforzo in più, anche se sembra che non sia più di moda, però questo rimane, no? Al di là delle magari tante persone che hanno seguito gli incontri, di chi se li è andate a vedere dopo su YouTube, però questo rimane, questo è un punto fermo. Se si riesce a pubblicare gli atti, questo significa mettere veramente una pietruzza solida per quello che è il cammino futuro. Ti ringrazio molto, molto Linda Buriani, grazie a te per la loro introduzione e i loro saluti. In effetti abbiamo voluto dare concretezza, e l'abbiamo voluto con determinazione, dare concretezza a questa collaborazione, a questo protocollo d'intesa siglato fra il Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale e il MAB Friuli Venezia Giulia nel 2020. Un protocollo d'intesa che però, va detto, noi abbiamo ripreso e rinvigorito forse, ma che era già attivo negli anni precedenti grazie ad un collega, un amico carissimo, Stefano Allegrezza, che era stato l'artefice della prima collaborazione fra il Dipartimento, fra l'Università di Udine e il coordinamento delle associazioni professionali del Friuli. La realizzazione di questo volume, va detto, e poi passo la parola ai nostri relatori, la realizzazione di questo volume, per questo noi dobbiamo ringraziare, e mi sento insomma di chiudere con questi ultimi ringraziamenti, certamente i 40 autori, 40 sono tanti, 40 autori che hanno collaborato e realizzato insieme insomma questo bel volume, ma ci sono altri due ringraziamenti reali, forti, che dobbiamo fare. Certamente alla casa editrice Forum, che ci ha supportato e sopportato, ecco, entrambe le cose, per la realizzazione di questo volume, e devo dire che a me piace, cioè hanno fatto un ottimo lavoro, e quindi personalmente, ma a nome anche degli altri autori, ringrazio moltissimo la casa editrice per la veste editoriale che ci ha regalato. E poi è anche il frutto di un impegno anche molto concreto che va riconosciuto alle 3 associazioni professionali, ANAI, AIB e ICOM, che hanno sostenuto insieme al rettore e al Dipartimento la realizzazione di questo volume, che altrimenti insomma non avrebbe visto la luce. Allora passo quindi la parola ai nostri 3 relatori, sempre nell'ottica della presenza polifonica di professioni e di sguardi differenti, archivi, musei e biblioteche, e quindi prima di tutto passo la parola e ringrazio tanto a Pier Giorgio Splippa, responsabile dell'area biblioteche qui dell'Università di Udine, a seguire con molto piacere a Vania Granzinig, conservatrice responsabile di Casa Cavazzini dei Civici Musei di Udine, e poi che parteciperà a questo evento però in remoto, ma con grande piacere di tutti noi, a Marco Modolo, collega dell'Archivio Centrale dello Stato, ma delegato per la NAI nazionale per il MAB. Sono io che voglio ringraziare chi mi ha coinvolto in questa avventura, perché mi ha distolto dall'ordinario lavoro, no? Per costringermi a leggere i contributi
di 40 autori a cui dedicherò almeno 10 minuti ciascuno, quindi finiremo tardi questa sera la presentazione del volume. No, è chiaro che sì, è impossibile dare conto di tutti i contributi di tutti gli autori, quindi la scelta che ho fatto è quella di volare alto cercando di individuare degli argomenti, come posso dire, comuni alle varie professioni, che un po' è l'intento, no, del lavoro delle MAB, che conosco anch'io da tanti anni e di cui apprezzo il lavoro, e che forse può essere di utilità per gli intervenuti, per i presenti. Devo dire che ho letto da bibliotecario, ho cercato di dare un'occhiata ai contributi degli archivisti e degli operatori museali per scrutare, vedere suggerimenti. Ecco, mi sono ritrovato spesso nelle cose che sono state scritte e quindi diciamo che cercherò di fare una carrellata veloce su alcuni dei temi che mi sembrano non più importanti di altri, ma mi sembrano condivisibili da parte mia, almeno in questa sede, nei tempi che sono stati individuati e concessi per gli interventi. Ho apprezzato anch'io tantissimo la formula che è stata utilizzata, quindi sia la riunione da remoto, va bene, con la registrazione, eccetera, ma anche il coinvolgimento degli studenti, molto importante perché consente di avere poi quella visione anche, se vogliamo, terza, che aiuta, no, a capire se stiamo facendo delle cose che hanno un senso, se stiamo andando nella direzione giusta o se è opportuno correggere il tiro. Per forma mentale e personale è sempre opportuno correggere il tiro e ascoltare i suggerimenti che arrivano, perché ci sono sempre buone idee e aggiustamenti da fare. Quindi diciamo che i 40 autori, che sono tantissimi, non si troveranno tutti nella mia carrellata, ma vi assicuro che ho approfondito, ho letto i temi del volume con grande piacere e con grande passione. Di alcuni citerò proprio delle righe, perché sono state scritte così bene alcune cose che mi sembra opportuno richiamare l'attenzione e invitarvi ad andare a rileggere queste poche righe piuttosto che tentare di fare una sintesi ulteriore. Insomma. Quindi io inizierei proprio dall'intervento di Pierluigi Feliciati, rappresentare il puzzle in modo collaborativo, punto di domanda, che è uno degli interventi della prima riunione, quella del 22 di gennaio del 2021, dedicata alla descrizione dei beni culturali. Qui ci sono state raccolte e scritte alcune, in poche righe, alcune delle cose che noi tutti condividiamo e che penso valga la pena di ricordare, no? Allora, più evitabile, scrive Feliciati, sarebbe far sì che le rappresentazioni dei documenti siano parcellizzate tipologicamente fino al paradosso, concentrandosi sulle proprietà in comune piuttosto che sulle distinzioni. Noi professionisti del settore commettiamo spesso questo errore, no? Voler spingere tantissimo la specializzazione. Ancora più evitabile sarebbe trattare le stesse cose in modo diverso, dal punto di vista informativo, a seconda del contesto, talvolta fortuito, di descrizione e di conservazione. Lo diceva prima la dottoressa Tatò, se l'archivio è un archivio si tende a trattarlo in un certo modo, se è una biblioteca in un altro, se è un museo in un altro, e così via, rovesciando le parti, rovesciando i materiali, rovesciando i beni culturali. Quindi le collezioni artistiche nelle biblioteche, negli archivi, i giornali negli archivi, nelle biblioteche, ma questo sappiamo che oggigiorno è consuetudine, è la realtà quotidiana. Sempre di più le nostre collezioni lo sono sempre state. Diciamo che sempre di più ci siamo resi conto che meritano di essere valorizzate in modo diverso perché danno conto dell'organicità del fondo, del contenuto. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Feliciati dice: la spinta tutta novecentesca, la iperspecializzazione ha sfavorito la semplificazione descrittiva, portando addirittura poi a
l'utente finale, che poi è quello per il quale noi tutti dovremmo lavorare, no? Il nostro obiettivo, sì, certo, è la conservazione del bene culturale, ci mancherebbe, dobbiamo conservarlo e preservarlo, ma dobbiamo anche lavorare per la valorizzazione, quindi dovremmo in qualche modo far sapere che possediamo quel bene culturale. E l'utente finale talvolta si trova a chiedere: ma in quale istituto trovo quel bene culturale? In quale sito portale? Quali competenze specialistiche servono per capirlo? Spingiamo non talmente tanto la descrizione che è corretta, che è necessaria, che è indispensabile. Insomma, se un utente si trova a cercare una persona, un luogo, un fatto, un ufficio, una fonte, quali strumenti siamo in grado di offrirgli oggi? Ecco, e spesso cosa succede? Lo tocchiamo con mano giornalmente tutti noi, l'utente esasperato da queste ricerche e non riuscendo a trovare le informazioni che sta cercando, che cosa fa? Fa una ricerca Google-like, non trova il risultato che sta cercando e dice non esiste. No? Questa è la frustrazione quotidiana che tutti noi scontiamo. D'altra parte sì, qualcosa dovremmo fare. Feliciati sempre sintetizza benissimo con un esempio come questo accade quotidianamente. Dice, una persona può essere autrice di un libro, soggetto di un altro libro, soggetto produttore di un archivio, soggetto di un ritratto ad olio, avere oggi una casa museo dedicata, essere corrispondente di un carteggio con altri personaggi e tutto questo muovendosi in diversi luoghi e contesti storici. Insomma, non sto dicendo nulla di nuovo, ma Feliciati lo dice così bene che ho ritenuto di ricordarlo con le sue parole in questo modo. L'altro tema fondamentale naturalmente è quello della collaborazione sempre più spinta con l'utenza, perché dicevo prima, stiamo lavorando tutti anche per l'utenza, perché gli utenti trovino quello che stanno cercando e quindi abbiamo la necessità di ascoltarli sempre di più. Stanno cercando qualcosa, fanno delle ricerche sui nostri utilizzando i nostri strumenti, quelli che abbiamo predisposto, ma una volta che hanno trovato le risorse che stanno cercando, magari le vogliono salvare, le vogliono commentare, le vogliono utilizzare, le vogliono raccontare ai loro amici, le vogliono diffondere in modo diverso. E quindi è necessario che abbiamo una visione del lavoro nostro sempre più aperta, anche più umile se vogliamo, no? di mediatori che aiutano chi sta facendo una ricerca a trovare quello che sta cercando, ma non sempre sapendo perché lo stanno cercando e sapendo qual è l'obiettivo finale della ricerca. Ecco, quindi Feliciati lo dice benissimo, dovremmo stemperare una nostra certa tendenza sacerdotale, per cui pretendiamo di essere i soli in grado di capire, e se l'esperienza informativa non risulta agevole, che si studi, punto esclamativo. Ecco. E questo è un po', sappiamo tutti che siamo in certi momenti fatti così, diciamo, ma come, se abbiamo lavorato 2 giornate per descrivere quell'oggetto, per mettere tutte le informazioni necessarie che ti possono essere utili, puoi fare tutto quello che voi ci ha impiegato 3 mesi per raccogliere tutto, non hai capito, allora studia, no? Ecco, questo è uno degli elementi ben evidenziati che noi tutti dobbiamo tenere ben presente per riuscire a dare poi un aiuto reale a chi fa ricerca per i più svariati motivi, dicevamo. Ci sono degli esempi, no? Alle introduzioni, alle relazioni introduttive ci sono poi degli esempi che seguono, che magari danno conto di esperienze realizzate nei vari settori, che danno modo di capire anche come si sta lavorando nel settore dei beni culturali sempre di più, cercando di superare questa parcellizzazione, tenendo conto dell'interconnessione tra i vari beni culturali. Permettetemi di citare l'esempio della biblioteca e dell'archivio Rodolfo Palluchini dell'Università di Udine, conservati nelle biblioteche dell'Università di Udine, perché è un esempio interessante, importante anche direi, di come
è stata avviata una collaborazione da parte del Dipartimento di Beni Culturali con l'area biblioteche dello stesso Ateneo. Si è lavorato insieme e addirittura uno dei primi seminari di preparazione poi del convegno finale aveva come titolo Sugli archivi degli storici dell'arte, questioni di metodo, no? Cioè questo sforzo fatto dall'area biblioteche per cercare di capire quali sono le esigenze di chi deve studiare un archivio di uno storico dell'arte, quali sono i dati fondamentali che poi serviranno e che quindi devono essere rintracciati in un archivio, in una biblioteca di uno storico dell'arte, per essere poi utilizzati da chi fa ricerca in questo settore. Un'esperienza molto, molto bella che ha fatto emergere un'altra delle cose che conosciamo tutti, noi che siamo qui presenti in questa sede o siamo collegati da remoto, ma che spesso sfugge, cioè che le collezioni anche di questi storici dell'arte sono poi parcellizzate spesso in vari istituti culturali, per cui la biblioteca e l'archivio magari sono all'Università di Udine, come nel caso di Palluchini, ma la sua fototeca con 47.000 scatti è alla Fondazione Cini di Venezia. Ecco, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, che ci permettono di lavorare oggi molto meglio, ci permettono anche di fare questo sforzo e di dire, beh, noi diamo il nostro contributo, se anche la Fondazione Cini dà il suo contributo, chi fa lo studio un domani su questi materiali poi troverà più facilità a incrociare dati, a fare delle ricerche credibili e complete. La Fondazione Zeri a Bologna sta lavorando in questa direzione, hanno annunciato questo prodotto che dovrebbe in qualche modo riuscire a reperire dati anche in modo automatico online, quindi evitando lo sforzo di duplicare dati e quindi evitando il rischio di commettere ulteriori errori, per mettere insieme materiali, schedature, descrizioni e metterle a disposizione dell'utenza. Molto interessante anche l'aspetto e gli interventi dedicati alle didascalie nei musei, no? È stato molto è una delle cose che noto sempre quando vado a visitare una mostra, quando vado a visitare un museo. Mi arrabbio spessissimo con i progettisti e gli allestitori delle mostre dei musei, perché si vedono da lontano, facendo la visione, dicevamo prima, dall'elicottero, no? Dicevamo con la collega, vediamo questi visitatori tutti incurvati, abbassati, che cercano di leggere la didascalia che è messa bassissima, scritta in caratteri piccolissimi, e uno dietro l'altro, poca luce, perché la luce magari è pensata per illuminare l'opera, non la didascalia, tutte cose corrette, eccetera, però la fruibilità viene meno, e soprattutto poi quando ho fatto tutta questa fatica per avvicinarmi alla didascalia, ho atteso il mio turno, mi sono inchinato davanti all'opera, leggo il nome dell'autore, la data di nascita, la data di morte, le dimensioni del quadro e magari il luogo di collocazione, no, originale da cui arriva il prestito, stop. Mentre questi belli esempi raccontati nel volume spiegano come sia cambiato un po' anche in questo campo il modo di fare, che sia in grado tra virgolette, riporto le due righe, bisogna lavorare su contesti narrativi aperti in grado di suggerire interpretazioni differenti. Ecco. È chiaro che richiede un lavoro diverso e probabilmente, anzi sicuramente, un lavoro a più mani, perché sono necessarie le collaborazioni scientifiche di più persone. Però oltre a metterci l'attenzione quindi al linguaggio, anche un po' alla forma, magari si riesce a far rimanere nella testa dei visitatori qualche informazione utile, che magari la riporteranno quando torneranno a casa. Quindi questi mi sono piaciuti molto, li ho letti con grande attenzione, e sono la didascalia da museo, può essere la schedina bibliografica 7,5 per 12,5 che facevamo una volta nella biblioteca, che mettevamo lì, dando per scontato che era leggibile da chiunque, invece bisogna fare un corso per leggere la scheda bibliografica. La seconda riunione era dedicata alle buone letture,
E io qui cito, oltre a una di quelle sempre sulle didascalie, cito anche quella dell'amico Danilo Deana, che ha questa capacità di raccontare mondi difficili delle biblioteche, no? Quindi di questa scienza dei dati in biblioteca, questa capacità di estrarre dati, di elaborarli, di capire come sta funzionando la biblioteca, o almeno di provare a capire come sta funzionando, di provare a elaborare dati per avere delle informazioni utili, per capire quali sono i libri che vengono dati di più in prestito, se quelli che vengono acquistati più recentemente escono in prestito oppure continuano tutti a prendere in prestito quelli che abbiamo lì da 30 anni perché sono i migliori, tutti vogliono quelli. Ecco, ma questa attitudine a elaborare dati e a produrre statistiche non è così consueta, quantomeno no? Sta diventando una necessità negli ultimi anni perché vengono anche richiesti dati sempre più precisi e più nutriti, ecco, da chi poi ha anche compiti gestionali, però è importante avere i dati, è importante saperli padroneggiare, è importante saperli leggere, imparare facendo le cose. Vado avanti su due temi, ecco, anche questi, la prevenzione, la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Quando si leggono questi contributi, qualcuno può dire, beh, queste cose sono ovvie, no? In fin dei conti è l'uso del buon senso. Beh, è talmente l'uso del buon senso che è opportuno invece ridirlo bene, scriverlo, perché non è patrimonio di tutti e quindi è opportuno che diventi patrimonio conosciuto da tutti gli operatori del settore, ma che diventi anche patrimonio di altri e noi lì dobbiamo fare uno sforzo come operatori del settore. Michela Procaccia scrive: la prevenzione parte dalla scelta o dalla costruzione dell'edificio di conservazione. I locali devono essere adeguati per dimensione, numero, dislocazione territoriale, non su un terreno acquitrinoso, non sotto il livello del fiume, antisismici, dotati di tutti i sistemi e impianti necessari. E chi non è d'accordo con dichiarazioni di questo tipo? Diversamente da come spesso accade, gli archivi non devono essere mai collocati nei sottotetti, dove ci sono sbalzi di temperatura e infiltrazioni e che sono molto difficili da raggiungere in caso di terremoto, mai negli scantinati, tendenzialmente umidi e facilmente soggetti ad allagamento. Malgrado queste raccomandazioni, accade che siano disponibili solo locali interrati o seminterrati o sottotetti. Tutti noi lo sappiamo e tutti noi siamo sempre in difficoltà perché veniamo coinvolti sempre a valle, no? Di solito, quando ci dicono abbiamo restaurato questo edificio, dovete metterci dentro la biblioteca, l'archivio, il museo, non prima. Oppure bisogna mettere il materiale quando sei nell'interrato ad almeno 70 cm da terra, in modo tale che se entra acqua almeno i primi 70 cm sono salvi. Sì. Ecco, sembrano tutte precauzioni banali che tutti noi conosciamo, ma altra cosa, il materiale va collocato razionalmente, evitando di ammucchiarlo nelle zone di passaggio, e le scaffalature vanno ancorate solidamente nei muri di sostegno. È opportuno che questo diventi veramente patrimonio comune non solo degli operatori, ma che gli operatori riescano a ricordarlo agli amministratori dei loro enti più e più volte, perché altrimenti non otterremo mai risultati adeguati. Alessandra Sirugo, la sicurezza in biblioteca. Gli scaffali vanno quindi scelti in funzione del tipo di materiali che accoglieranno, senza adattare necessariamente i mobili preesistenti. Scaffali di profondità e altezza inferiore a quella delle legature che li raccolgono possono costringere a posizionare i volumi in modo scorretto, e questo accade spesso con i quotidiani. Anche gli scaffali compatti, quando si elevino molto in altezza, non sono adatti alla conservazione di libri antichi. Io vorrei leggervi queste due righe e chiedervi se le riconoscete. Gli scaffali di cui è composto il deposito librario dovranno essere identici sotto ogni aspetto, in modo tale che sia possibile aumentarne il numero senza limitazioni. I ripiani, in modo particolare, dovranno avere tutte le stesse misure. Essi inoltre dovranno essere regolabili. I ripiani di acciaio sono completamente regolabili, continua a spiegare.
Poiché i volumi saranno di tutte le dimensioni, sarà necessario poter usufruire della massima libertà di regolare l'altezza dei ripiani per evitare di sprecare spazio. Questa è la quinta legge di Ranganathan, bibliotecario notissimo, ai bibliotecari quantomeno, bibliotecario indiano, che ha scritto le 5 leggi della biblioteconomia, ma le ha pubblicate nel 1931, non nel 2021. Ecco, sono cose su cui siamo costretti, no, quotidianamente a richiamare l'attenzione. La quinta legge di Ranganathan è la biblioteca è un organismo in continua crescita. Potremmo scrivere l'archivio è un organismo in continua crescita, come il museo è un organismo in continua crescita. Questa è la prima edizione del 31, una seconda edizione del 57, la terza edizione nel 63, tradotto praticamente in tutte le lingue del mondo, e capita ancora che si acquistino scaffali per biblioteche, archivi o arredi per musei che non sono pensati e progettati proprio per questi tipi di utilizzo. Vado velocemente ai beni culturali in rete. Anche qui ci sono degli spunti veramente molto interessanti che ho colto e che vi riporto, che metto in evidenza e condivido con voi. Antonella Moulet, sui siti web, no? L'idea di avere, era più un'idea di qualche anno fa, di avere dei siti uniformi, no? Per cui il Ministero sceglieva un modello, lo metteva a disposizione di tutti gli uffici periferici e tutti dovevano avere quel tipo di sito, che spesso non era adeguato alle esigenze periferiche, che magari avevano la necessità di rappresentare localmente il proprio patrimonio, avevano magari anche la fortuna di avere in sede la presenza di operatori in grado di gestire in fretta anche queste nuove tecnologie, e quindi volevano partire in fretta e volevano realizzare qualcosa di nuovo. Ecco, Antonella Moulet mette e racconta bene questa situazione, mette in evidenza che oggi è diventato necessario avere all'interno delle organizzazioni, delle istituzioni culturali, delle figure invece che abbiano delle competenze relative alla comunicazione. Non basta essere dei bravi archivisti o dei bravi bibliotecari per saper comunicare quali sono i patrimoni posseduti e quali sono le caratteristiche specifiche, bisogna avere qualcuno che sappia anche maneggiare e gestire i materiali e promuovere questi materiali. Beh, è chiaro che a quel punto bisogna avere delle persone che sappiano gestire i social, che sono diventati indispensabili per avvicinare l'utenza. I siti web sono istituzionalmente obbligatori perché riescono a raccogliere una quantità tale di informazioni che nessun altro strumento potrebbe dare, ma le statistiche che noi abbiamo in università che fa la nostra area informatica ci dicono che gli studenti dell'Università di Udine, quindi figuriamoci gli altri, non partono mai per una loro ricerca di informazione utile dal sito web dell'Ateneo. Anzi, quello è l'ultimo strumento che vanno a cercare, anche se lì troverebbero tutto quello che gli serve. La prima cosa che fanno, vanno sul gruppo Facebook che si chiama Help Uniud e dicono: io dovrei pagare le tasse il mercoledì pomeriggio, ma è aperta la posta in via tal dei tale, sto estremizzando, ecco. E qualcuno che gestisce questo sito e questa pagina Facebook deve dire: guarda che se vai alla pagina del sito questa trovi tutte le informazioni, se la posta è chiusa puoi fare così o puoi fare colà. Credeteci, questi sono i dati statistici che abbiamo noi, il sito web non è più lo strumento utilizzato. La pagina Facebook di cui vi parlavo è utilizzata, ma sempre di meno anche quella, perché è utilizzata dai 50 anni in su, dai 45 anni in su. Poi qualche studente universitario la utilizza perché sa che deve andare sul gruppo Help e quindi deve farsi aiutare, ma altrimenti bisogna andare su Instagram, oppure bisogna andare su TikTok, anche se qualcuno, avete letto, adesso sta proponendo la chiusura del social perché è cinese, non è sicuro, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, quindi quando si parla di comunicazione, molto interessante, è un argomento, si apre un mondo nuovissimo su cui è importante investire in termini professionali molto, molto spinti, perché non si può gestire altrimenti bene e con sicurezza. Di queste cose aveva scritto anche Massimo Milan, che aveva fatto una bella indagine sui siti web delle biblioteche per la sua tesi di laurea qualche anno fa, e l'ha ripresa adesso aggiornandola. Andate a leggere, ci sono dei dati molto, molto belli e significativi. Vado a concludere sempre parlando di beni culturali in rete, segnalando uno dei rischi che stiamo toccando con mano in questi ultimi anni. Nel 2021, in piena pandemia, il 26 maggio, la Metro-Goldwyn-Mayer è stata acquisita da Amazon, che la sta sfruttando per i propri servizi Prime, quindi ha acquisito un catalogo fondamentale di risorse cinematografiche, di serie televisive, eccetera. Parliamo di un'acquisizione da 8 miliardi e mezzo di dollari. Un'acquisizione importantissima di cui hanno parlato tutte le TV, tutti i giornali, tutta la stampa. 9 giorni prima, 17 maggio, Clarivate aveva acquisito ProQuest per 5 miliardi e mezzo circa di dollari. Ecco, Clarivate la conoscono in pochi, ProQuest ancora meno, però chi fa ricerca a livello accademico sa invece cosa significa Clarivate e cosa significa valutazione della qualità della ricerca. Qui Clarivate ha comprato ProQuest, che era un produttore di contenuti, che aveva già acquisito uno dei maggiori software per la gestione delle biblioteche accademiche nel mondo. La stessa cosa naturalmente la stanno facendo 1 o 2 altri grossi produttori di contenuti che poi si stanno acquisendo, stanno seguendo la produzione di software specifici per la gestione delle biblioteche accademiche. Questo che cosa voglio dire? Voglio dire che il digitale, che è fondamentale in certi settori, nasconde dei rischi che chi soprattutto fa ricerca accademica deve conoscere. C'è rischi di monopolio. Bisogna stare molto attenti, soprattutto per le discipline di tipo bibliometrico, laddove l'impact factor ha un significato forte, dove questo conta per la valutazione della qualità della ricerca. Ecco, perché? Perché per esempio tutti gli atenei italiani hanno deciso di appoggiarsi per la VQR a Web of Science, che è un prodotto proprio di Clarivate, oppure su Scopus, che è un prodotto di Elsevier, che sono i più grossi produttori al mondo di contenuti in ambito medico, tecnologico e scientifico. Ecco, questo significa quindi che se non si sta attenti anche su questo fronte, se non si lavora di più sull'open access, per esempio, si rischia di consegnare il futuro della ricerca accademica in mano a dei monopolisti che possono determinare il futuro, possono determinare la fortuna, ecco, di alcuni settori piuttosto che altri. Cosa possiamo fare noi come operatori del settore? Beh, niente, possiamo essere informati di questo, parlarne, dirlo, però vi dico veramente che il 17 maggio 2021, quando io ho segnalato agli organi accademici del mio Ateneo quello che stava accadendo, ho trovato due righe nel Sole 24 Ore, questo scambio di 5 miliardi e mezzo di dollari, e basta. E se cercate adesso le informazioni relative a questo passaggio non trovate più nulla. Una cosa molto ma molto importante e delicata. L'ultima seduta era quella sul lavoro al tempo del Covid. Ecco, ho notato questo da tutte le testimonianze e da tutti i contributi, che si è visto che diverse cose che fino a qualche mese prima sembrava impossibile si potessero fare, poi quando è arrivato il Covid sono state sveltite e si è riusciti a trovare le soluzioni per poterle fare in modo anche da remoto, no? E questo è stato un cambio enorme anche nel nostro settore, ma non solo, anche dal punto di vista amministrativo. Adesso è difficile tornare indietro, molti utenti si aspettano di continuare in quella direzione. E quindi qual è il suggerimento che io do sempre a chi mi chiede qualche parere
mi chiede: ma voi come avete fatto? Ma voi come vi siete comportati? Beh, intanto noi abbiamo riaperto quasi subito, già a maggio del 2020, avevamo riaperto tutte le biblioteche dell'Università di Udine, erogando i servizi che era consentito erogare secondo le norme di legge. Non abbiamo fatto nulla che non fosse stato possibile, che non era consentito dalla legge, ma l'abbiamo fatto facendo questo salto. Ci siamo messi dalla parte dell'utente e ci siamo chiesti: ma noi adesso che cosa vorremmo? Vorremmo questo tipo di servizio. Ecco, quindi io dico, mi permetto di dire questo, cioè all'archivista le domande dovrebbero arrivare dal bibliotecario e dall'operatore museale, no? Come al bibliotecario dovrebbero arrivare dagli altri colleghi. Cioè l'operatore museale che ha bisogno di andare in biblioteca deve far sapere di che cosa ha bisogno, e il bibliotecario non deve arroccarsi nella sua specificità professionale, ma deve dire: beh sì, hai ragione, questa è un'esigenza, devo trovare una soluzione, e così tutti insieme possiamo andare nella direzione che è quella che è stata indagata e affrontata in queste riunioni. La dottoressa Datò diceva prima, continuiamo in futuro con questi incontri, trovando dei temi di interesse. Io un tema lo condivido e lo vedo molto, molto attuale, perché sempre di più arrivano proposte di donazioni anche da collezionisti significativi che durante una vita intera hanno raccolto materiali molto importanti con le modalità da collezionista, ecco, e non sanno poi cosa farne dopo la loro morte, perché chiaramente gli eredi non ne vogliono sapere, non apprezzano queste cose, perché venderli significa di nuovo ripartirle in 1000 rivoli, non vorrebbero mantenere la collezione. Ecco, secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare tutti insieme, potrebbe essere un tema, su la realizzazione a livello territoriale di depositi comuni, di depositi che siano costruiti bene secondo la sicurezza che noi prevediamo, comprando gli scaffali giusti, non mettendo negli interrati eccetera, ma ci sono decine e decine di capannoni industriali liberi che potrebbero essere. Sì, capisco che è un problema economico, però è un problema economico anche assistere alla distruzione poi di queste collezioni, di questi materiali che sono di grande interesse. Secondo me potrebbe essere un bel tema da sviscerare, a un unico limite che io intravedo. Non deve essere sviluppato con la presenza dei bibliotecari, degli archivisti, degli operatori museali e basta, ma ci devono essere gli amministratori, perché devono prendere coscienza che ci vogliono le risorse, ma ci vogliono anche i progettisti che devono capire quali sono le esigenze degli operatori. Grazie, scusate se sono stato troppo lungo. Tocca a me. Allora, poco fa, era da un po' che non ci si vedeva, e quando ci siamo confrontati ci siamo guardati negli occhi e mi ha detto: ma io ho pensato di fare una presentazione scegliendo questa strada. Io ho fatto lo stesso, seppure non ci eravamo assolutamente confrontati, per cui tutto quello che lui ha già detto va a vantaggio diciamo, così, del sunto di quello che invece andrò a dire io. Devo dire che quando mi è capitato, ho avuto la fortuna di parlare con il professor Brunetti prima di questo intervento, per altre ragioni, gli ho detto: sì, io sto leggendo tutto il libro, perché come museo io devo sapere di archivi, di biblioteche, perché l'archivio, il museo deve avere un archivio, se è un ente strutturato deve avere un suo archivio che corrisponde alla sua storia, deve avere uno strumento fondamentale di ricerca come quello che è la biblioteca, e naturalmente ha poi la sua specificità nelle collezioni che rappresentano la complessità di fatto del museo, no? Quindi anche io mi sono concentrata sulla lettura un po' trasversale di tutti questi 40 contributi e ho estrapolato quelle che mi sembravano le emergenze comuni, e naturalmente ne ha già fatto cenno qualcuna di queste il professor Sclippa. Rappresentare una di queste, la prima è rappresentare la complessità, no? Allora, la complessità
Mi è piaciuto molto la metafora delle foglie che si trovano su un albero, sui rami di un albero. Ecco, questa è l'idea di una complessità che si può benissimo applicare alle collezioni di un museo. Oggetti che hanno provenienze diverse, origini diverse, che hanno avuto proprietà diverse, che hanno quindi una storia completamente diversa, che in qualche modo entra all'interno del museo, dove però la pratica di musealizzazione decontestualizza immediatamente tutto quello che è stato il precedente, la storia precedente di questi oggetti. E oggi noi, proprio come operatori museali, ci troviamo nella necessità di recuperare questa complessità e di trovare il modo di restituirla in maniera, non dico semplificata, perché forse è un termine che non è nemmeno corretto, ma in maniera tale da renderla fruibile e accessibile. Quindi, ecco che torna il termine di accessibilità, che ormai per i musei è diventato il pane quotidiano, no? L'accessibilità quindi non più solo intesa come accessibilità per quella parte di pubblico che ha delle esigenze particolari, ma un'accessibilità ampia, totale, anche per coloro che non penserebbero mai di andare a fare una ricerca in un museo o di interessarsi a questioni museali. E quindi la necessità di di trovare il modo di rappresentare questa complessità in maniera tale da portarla a tutti, anche coloro che non hanno conoscenze specifiche, ma per non appiattire tutto su uno stesso piano è necessario trovare il modo invece di rappresentare in 3D, in 3-4 dimensioni questa complessità, e quindi raccogliere una grande quantità di dati, per cui raccogliere i dati però non basta, perché bisogna ordinarli, bisogna renderli, anche in questo caso, conservarli in qualche modo e poi restituirli, renderli accessibili ancora una volta. E effettivamente la digitalizzazione, la necessità di una pratica di digitalizzazione ampia e ad ampio spettro è quello che emerge più o meno da tutti i contributi. Quindi questo ti permette di mantenere diversi livelli di complessità in riferimento ai singoli oggetti, ma anche di rappresentare le relazioni che inevitabilmente si pongono tra di loro, perché nel momento stesso in cui un oggetto entra in un museo, abbandona o comunque viene decontestualizzato dal suo contesto, ne acquisisce un altro però, che è anche costituito appunto dalle relazioni che si pongono anche nella prossimità dello spazio. E quindi la necessità poi di conservare questa enorme quantità di dati, di informazioni, rendendole accessibili attraverso il web, cosa non scontata, perché senza una metadatazione precisa tu il dato lo perdi. Non serve immettere migliaia di immagini, di documenti, se poi io questi documenti non sono in grado di recuperarli. E naturalmente nel momento stesso in cui si pongono queste relazioni artificiali, artificiose tra gli oggetti che fanno parte di una collezione museale, bisogna anche comunque non solo permettere che questa complessità venga resa accessibile, ma che questa complessità restituisca tutti i legami differenti e favorisca anche l'inclusività. E adesso mi spiego, perché naturalmente poi non dobbiamo dimenticare che l'oggetto ha delle relazioni all'interno dello spazio del museo, ma non dobbiamo dimenticare la relazione fondamentale che è quella con il pubblico, anzi con i pubblici, perché poi non si parla più di un pubblico solo, i pubblici sono molteplici, sono caratterizzati dalle loro specifiche, dai loro specifici interessi, che sono determinati dall'età anagrafica banalmente, o dalla provenienza, dall'appartenenza etnica e dal genere. Perché no? Il contributo di Nicole Molsen è molto indicativo in questo senso. E quindi in tutto questo l'abbiamo sentito dalle parole del professor Sclippa, e poi la necessità di lavorare in team, non come dice una delle studentesse, scusate se non ricordo il nome in questo momento, che dice bisogna sederci sulle panchine e
ma non uno a fianco all'altro, uno di fronte all'altro. Questo è significativo, cioè bisogna guardarsi negli occhi e cominciare veramente a essere generosi nel rendere disponibili le proprie competenze agli altri, in maniera tale che gli altri possano acquisire ciò che non possiedono e sfruttarlo per elaborare nuovi sguardi e quindi nuovi racconti nel caso delle collezioni. E qui veniamo poi a una cornice che riguarda in particolare le istituzioni museali e che non viene citata spesso in questo volume perché la si dà un pochino per scontata, cioè poi alla fine la Convenzione di Faro sono 20 anni che è stata più o meno, che è stata pensata, e è l'Italia che solo nel 2020 l'ha ratificata. Però io credo che la Convenzione di Faro faccia veramente da cornice a tutti questi 40 interventi in qualche modo, perché l'idea che la Convenzione di Faro veicola è appunto il fatto che si deve passare da un'idea del diritto del bene culturale al diritto alla cultura. Una piccola rivoluzione copernicana che implica però un'idea completamente diversa di cultura rispetto a quella che abbiamo sempre immaginato sia anche come prodotto di un servizio, parlo di quello museale nello specifico, ma anche di tutti gli altri. E allora l'idea di una partecipazione della comunità di riferimento alla definizione di quelli che sono i significati e i contenuti che descrivono la complessità in particolare di una collezione, ad esempio museale. E questo perché? Perché una collezione museale comunque rappresenta il passato di una comunità e riflettere, è importante conservare l'idea di poter riflettere su questa collezione, quindi sulla propria storia, in maniera tale da riattualizzarla nel presente e possibilmente creare una prospettiva per il futuro. La conservazione altrimenti di per sé non ha nessun valore se non possiede questa prospettiva di futuro. E poi naturalmente l'altra grande cornice è rappresentata comunque dalla definizione, dalla nuova definizione di museo di ICOM, che anche quella ha richiesto qualcosa come circa 20 anni di elaborazioni, di discussioni, di proposte. L'ultima, risalente all'agosto del 2022, porta alcune novità che derivano dall'applicazione di un'idea di cultura che è legata alla Convenzione di Faro, ma che poi è nella pratica ormai museale, tanto è vero che queste sono cose che non vengono citate, però ecco, si parla anche in questo caso di accessibilità, inclusività, diversità, sostenibilità, sono tutti concetti che in qualche modo io ho appena citato alla fine, no? E questo magari lo leggo perché mi sembra la cosa più interessante. Dice: i musei operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, no? Questo è proprio un nuovo modo di vedere la cultura che viene quotidianamente nella pratica museale oggi applicato. Lo dimostrano appunto i diversi contributi dedicati esplicitamente, esclusivamente ai musei, e sulle quali io mi sono concentrata perché mi sembrava corretto in qualche modo entrare nel merito di quelle questioni che mi toccano più da vicino. Ho citato il contributo, il testo di Nicole Molisen, scusate, perché ho scritto a un'amica olandese e gli ho detto: per cortesia mandami un WhatsApp con la pronuncia di questo cognome, Molsen, qualcosa del genere, ecco, che effettivamente parte sottolineando la responsabilità sociale del museo. Ecco, questa è una cosa che è un'acquisizione recente, no? L'idea che il museo non deve offrire semplicemente un servizio culturale di approfondimento della conoscenza, ma deve entrare nel merito di certe questioni che sono questioni sociali.
E quindi a seguire, ecco il discorso sulle didascalie che citava il professor Scrippa, che sono la prima forma di comunicazione museale e che poi vengono affiancate da tutta una serie di altri strumenti che possono essere il catalogo informatizzato, il database, il catalogo, il volume, il sito, naturalmente tutte queste altre cose che comunque contribuiscono a creare significati, a costruire contenuti attorno agli oggetti che fanno parte di una collezione museale. Quindi didascalizzare significa attribuire dei valori, dei significati, con l'obiettivo, dice la Moulsen, di creare nuove consapevolezze nel pubblico. Quindi l'idea ancora una volta che il patrimonio ci appartiene, è parte della nostra storia e noi abbiamo non solo il diritto, cioè non solo l'onere, ma anche il diritto veramente di poterlo interpretare, di partecipare attivamente a una ridefinizione continua di quelli che sono i contenuti legati a questo patrimonio. E quindi la necessità di allargare l'interpretazione del patrimonio, di allargarla oltre i confini disciplinari. Quindi un oggetto che fa parte di una collezione museale non sarà più semplicemente riletto dal punto di vista storico-artistico, ma sedendosi sulle panchine, guardandosi da punti di vista differenti, provare a trovare quegli agganci che nella storia di quell'oggetto permettono di proiettarsi nuovamente sull'attualità, sulla comunità di riferimento, con un'idea che è molto ben espressa proprio dalla Convenzione di Faro di eredità, no? Quindi il patrimonio come eredità, qualcosa che ci appartiene, che noi siamo e ci troviamo in dovere di tutelare, di conservare, di far crescere, ma anche di elaborando nuovi racconti, nuove visioni su questo patrimonio. E allora superare, dice giustamente la Moulsen, lavorare per superare gli stereotipi di genere, ad esempio, recuperare i collegamenti con l'attualità, ritessere rapporti con culture diverse. Mi è capitato recentemente, grazie all'attività di alcune associazioni che operano sul territorio, di avere ospiti in maniera abbastanza improvvisa e non preparata, per esempio dei profughi che dall'Ucraina venivano in museo a vedere una mostra di arte contemporanea fatta dagli artisti del territorio che reinterpretavano in una ottica partecipativa alcune delle opere del museo. Lì è la sfida, perché naturalmente bisogna mettersi in funzione se ci si mette anche in ascolto, perché è importante anche in questo caso riuscire a capire che cosa gli altri vedono di quello che tu vuoi presentare. Non è detto che quello che tu pensi di aver presentato è anche quello che gli altri vedono. Quindi torniamo al discorso per cui le istituzioni museali non sono affatto un ente neutrale. Non lo sono mai state, non lo saranno mai. E quindi è necessario comunque non dimenticare mai che nel rileggere le collezioni, nel rileggere questa complessità, bisogna fare in modo che ognuno possa rintracciare in quegli oggetti la propria identità, la propria cultura, e quella parte per cui riesce ad agganciarsi a questi significati. E, naturalmente a corollario di quello che Moulsen ha detto, poi ci sono tutti gli interventi di Anna Chiara Cimoli, che invece parla sempre di una costruzione di un'identità attraverso il racconto, attraverso la comunicazione. Poi arriviamo anche alla comunicazione, che è sicuramente la cosa che ci sta più a cuore, quella più difficile, quella direi proprio più difficile, perché significa ancora una volta trovare il modo di rendere con un discorso, con un racconto, quella che è la complessità.
E in questo caso Cimoli ha lavorato poi tra l'altro su un testo che è diventato fondamentale proprio per la redazione delle didascalie museali senza titolo, si intitola, e riguarda un lavoro di collaborazione tra Cimoli e Molsen. Parla appunto di questa pratica della community created content, no? Quindi come si può arrivare a costruire contenuti attraverso la partecipazione della comunità di riferimento e come sia importante che appunto in tutto questo anche il portato storico, un portato che nel caso che lei prende in considerazione è anche relativo a una prospettiva post-coloniale, quindi un modo per eliminare dai riferimenti contenutistici, dalle didascalie, qualsiasi elemento che possa essere esclusivo e non inclusivo, quindi riferimento etnico, oppure con molta attenzione quindi a far sentire tutti partecipi allo stesso modo. E bellissima l'esperienza di Babette Trevisan e della Fondazione Querini Stampaglia che ha fatto questo proprio durante il lockdown, durante la pandemia, ha fatto questo splendido lavoro di cui ha portato a conoscenza tutti attraverso il suo libro, in cui appunto racconta come tutto il gruppo museale abbia cominciato a lavorare su una nuova didascalizzazione che parte dal presupposto che è necessario recuperare quella contestualizzazione storica degli oggetti museali, quella che hanno perso nel momento stesso in cui sono entrati a far parte del contesto museale, anche perché lavorando sul quotidiano chiaramente è più facile trovare quell'aggancio con il pubblico, anzi con i pubblici, anche quei pubblici che non vanno semplicemente, quando guardano un oggetto non si preoccupano di magari avere delle informazioni dettagliate sull'autore che lo ha prodotto o sulla la motivazione per cui questo oggetto è stato prodotto, ma magari possono essere interessati all'uso che se ne faceva addirittura possono anche in qualche modo essere molto più attratti da un discorso di vissuto che riportano poi alla propria esperienza personale. E quindi un discorso vasto di inclusività quanto più ampia possibile e di una poi comunicazione che può avvenire attraverso diversi canali. Anna Bisceglia parla dell'esperienza degli Uffizi nell'ipervisione, nell'utilizzo dei social, ma non vorrei ripetere quello che il professor Sclippa ha già detto molto molto bene. E anche in questo vedo così il portato dei tempi. Negli anni 90 si parlava di ipertesto, adesso si parla di ipervisione e di fatto vedo lo stesso concetto trasferito dal dato testuale a quello visivo sostanzialmente. Interessante tutti i dati che poi lei porta a supporto di quello che scrive. Interessantissimo anche l'intervento di Marina Menga e Serena Mizzan, che invece parlano di quella che è stata l'esperienza veramente traumatica, direi, che si sono trovati ad affrontare improvvisamente nel momento stesso in cui la pandemia ha costretto alla chiusura dei musei, un museo come quello in cui loro lavorano, che è quello dell'immaginario scientifico, un museo che parte quindi dal presupposto non teorico ma pratico, quindi nella sperimentazione, che improvvisamente il lockdown toglieva completamente dall'orizzonte, e la necessità di reinventarsi con tutta una serie di narrazioni attraverso social, attraverso il sito, ma soprattutto i social, i video, che tutti, poi chiunque abbia esperienza di lavoro all'interno di un museo sa bene che ha dovuto adattarsi a utilizzare in quei giorni in cui i musei improvvisamente sono diventati vuoti e deserti, e a godere di queste
di questi spazi eravamo rimasti solo noi che ci lavoravamo, e quindi abbiamo imparato ad usare i telefonini per comunicare, per mandare su Facebook la piccola pillola, e strumenti che oggi sono rimasti, perché naturalmente la chiusura dell'emergenza ha solo fatto sì che questi canali si affiancassero e andassero ad arricchire semplicemente un modo di vivere, di comunicare al di fuori le collezioni. Mi fermo qui, sperando di non aver fatto troppo tardi. Grazie. Buonasera a tutti e non so se mi sentite correttamente, perfetto. Grazie anzitutto dell'invito che mi è giunto da parte del professor Brunetti e della dottoressa Grazia Tatò, che mi sento di ringraziare qui pubblicamente per questo invito e soprattutto per l'occasione che mi è stata data di leggere questo bellissimo volume. Curato appunto dallo stesso Dimitri Brunetti e da Linda Borean. Perché mi ha colpito questa lettura? Mi ha colpito non solo per un aspetto apparentemente banale, che è quello del fatto che, come ricordava Grazia Tatò, questi incontri siano rimasti su carta, cioè siano stati effettivamente pubblicati. Non è cosa scontata che questi incontri che sono stati, se non ricordo male, tutti online, hanno avuto insomma la possibilità, c'è stata quindi finalmente l'opportunità di radunarli in un volume a stampa. E già questo è importante perché dà l'occasione per meditare e riflettere una volta di più su questi contenuti, dal momento che la comunicazione chiaramente via stampa è completamente diversa rispetto a un tipo di fruizione online come quella che stiamo vivendo adesso. La cosa che mi ha colpito di più però è il collegamento e l'attivismo intanto intenso di MAB del Friuli Venezia Giulia e la fervente attività della sezione MAB del Friuli, e rappresentata da Grazia Tatò, che insomma è andata al di là rispetto a quella che è l'integrazione tra le associazioni e ha cercato di fare rete anche oltre le associazioni, coinvolgendo appunto l'università. E questo è un punto fondamentale, perché io credo che oggi più che mai sia necessario per, diciamo, rendere davvero importanti queste occasioni di incontro e di collaborazione tra specialisti dei beni culturali, di cui questo volume è testimonianza. Penso che sia importante, per renderli effettivamente diciamo significativi, quello di tendere verso una formazione di una sensibilità e di una cultura MAB. Per cui al fine di proprio di rendere più proficue le occasioni di dialogo. Le occasioni di dialogo, perché non basta parlare di un lessico, del lessico dei beni culturali, che è stato al centro, argomento che è stato al centro poi del quarto congresso MAB all'Archivio Centrale dello Stato, ma è importante partire da queste considerazioni di base per arrivare a una forma di formazione che siano il più possibile trasversali tra le varie discipline. Questo volume si suddivide in 5 temi fondamentali, che sono poi al centro degli incontri che l'hanno animato, e sono quello della descrizione dei beni culturali. Apprezzo il fatto che si parli in generale di descrizione di beni culturali e non è un termine che amo e prediligo rispetto a quello di catalogo e inventariazione. Preferisco parlare in generale di descrizione dei beni culturali in una logica appunto MAB. L'altro tema è quello delle buone letture, cioè quello insomma, in realtà non è un tema, ma sono vari temi di interesse comuni per i professionisti. E il terzo, che è un vero e proprio tema, invece, è quello della prevenzione e della gestione delle emergenze. Il quarto è quello della rete, del digitale. Il quinto è quello del lavoro al tempo dell'emergenza Covid. Mi ha colpito particolarmente poi la prefazione di Grazia Tatò
e voglio ricordarla non solo per l'assunto di base che è stato ricordato da lei stessa poco fa, che appunto ricorda quello che è il legame imprescindibile che lega il patrimonio culturale nella sua complessità, dicendo che non c'è archivio senza biblioteca, ma anche che non ci sono non c'è biblioteca o museo senza archivio, oppure dicendo anche che ricordando anche la presenza tutt'altro che infrequente di opere d'arte all'interno di biblioteche e archivi, che spesso sono anche ospitati in sedi monumentali di grande rispetto, ma che non sempre sono adeguatamente valorizzati da questo punto di vista. E mi ha colpito appunto la prefazione di Grazia Tetò anche perché riprende quello che ho appena detto, cioè della necessità di una formazione che sia sempre più trasversale. Scrive Grazia Tetò: ogni operatore culturale deve essere in possesso di almeno delle conoscenze di base per trattare beni che non sono di sua precipua competenza. Il tema è di particolare importanza e quindi è per questo che mi piace che sia un po' il grande leitmotiv di questo libro, che vede un dialogo molto interessante tra i professionisti dei beni culturali e gli studenti proprio universitari dell'Università di Udine e del Dipartimento del DIUM che appunto si occupano di beni culturali, che li studiano. E la rete MAB, secondo me, insomma, non solo l'università, ma anche la stessa rete MAB dovrebbe promuovere sempre di più occasioni di formazione per cercare appunto di creare quello che è un lessico, un linguaggio comune, una cultura comune che permette e faciliti forme di collaborazione che questo stesso libro testimonia come effettivamente è di successo. E tra l'altro la stessa mi chiedo, e non ho ancora avuto modo di approfondire, mi chiedo se effettivamente la riforma recente delle scuole APD abbia poi previsto queste forme trasversali di conoscenza del patrimonio culturale a livello di descrizione che possa mettere insieme domini diversi, domini differenti, tradizioni descrittive diverse tra loro. Questa sarebbe anche dal punto di vista delle scuole APD un'occasione importante per recuperare questo gap. Come scrive, questo è importante perché è importante per gestire come scrive Dimitri Brunetti nel suo saggio, per saper gestire quella che è una complessità che è stata più volte richiamata nel corso degli interventi che mi hanno preceduto, per la natura stessa degli archivi e per gli elementi, poi la varietà degli elementi che lo compongono, che sono aspetti che stanno via via nel corso di questi anni, via via lentamente emergendo. È il caso, ad esempio, emblematico degli archivi fotografici che è stato al centro della discussione del quinto congresso MAB di Napoli, che è stato richiamato prima in introduzione. Perché è emblematico? È emblematico della non comunicazione, del mancato dialogo tra le discipline del patrimonio culturale e quindi una sorta di afasia che ha determinato condizioni, diciamo, una condizione del tutto paradossale nell'ambito della descrizione degli archivi fotografici. Si pensi all'ottica catalografica della scheda F, che ha privilegiato la fotografia unicamente come opera d'arte, prospettiva che è stata in parte poi ridimensionata dalla scheda FF successiva, che ne ha invece messo in luce, cercato di mettere in luce anche l'aspetto relazionale degli archivi fotografici. Si pensi all'ottica poi bibliografica, che appunto ha una prospettiva, come ricordava la dottoressa Sardo nel corso della discussione, bibliocentrica, librocentrica e quindi centrata sulla singola fotografia.
E poi l'ottica archivistica, a lungo tempo gli archivi hanno considerato le fotografie, diciamo, hanno trascurato, se non altro, l'aspetto la materialità della fotografia, e quindi questo ha determinato poi nel tempo un diverso modo di trattare lo stesso oggetto a seconda del luogo in cui questi oggetti, le fotografie, erano conservate. E lo ricorda bene nel suo saggio Pierluigi Feliciati, in cui dice: non è possibile descrivere in modo differente gli stessi beni solo per il fatto che si conservino in luoghi diversi. E questo lo ricorda bene. Feliciati mi ha anche colpito per una bellissima immagine che lui usa nel suo testo, nella necessità di mettere in evidenza soprattutto le relazioni tra beni diversi dello stesso patrimonio culturale. È necessario creare delle relazioni, valorizzare l'aspetto relazionale, perché le stesse persone, ci ricorda Feliciati, hanno vissuto negli stessi luoghi, hanno redatto e ricevuto documenti, hanno letto e scritto opere letterarie abitando mura, case e palazzi. Ecco, penso muri, case e palazzi. Questo credo che sia un'immagine molto bella che ci restituisce quella che è la straordinaria varietà, ma al tempo stesso la necessità di creare dei ponti tra discipline, perché fondamentalmente il patrimonio culturale ha delle specificità, però è anche vero che i punti di contatto sono molto più numerosi di quelli che noi normalmente immaginiamo. E poi nel suo contributo ha anche apprezzato quello che è stato detto anche prima, cioè la relazione, la sfida del patrimonio culturale presente e futuro sarà quella della relazione, e quindi che superi una visione iperspecialistica ancorata ancora ai paradigmi del Novecento. Da questo punto di vista mi piace citare Marc Bloch, in una celebre citazione dell'Apologia della Storia del 69, edita poi nel 69, la scienza decompone il reale solo per osservarlo meglio, ci dice Bloch, grazie a un gioco di fuochi incrociati. I guai cominciano quando ogni proiettore pretende di vedere tutto da solo, quando ogni regione del sapere crede di essere una patria. Questo credo che sia forse un aforisma che dovrebbe diventare uno slogan MAB, proprio per la sua pregnanza e per la sua capacità di esprimere questo concetto e questa necessità di creare rete. Tra le esperienze poi di collaborazione tra specialisti diversi, ho trovato particolarmente interessante quella della Fondazione Querini Stampalia nella trattazione del problema del linguaggio e del contenuto delle didascalie di un museo, perché è proprio l'esempio di collaborazione fattiva tra professionisti di beni culturali che si sono appunto messi attorno a un tavolo, anzi di fronte, oltre che attorno a un tavolo, l'uno di fronte all'altro, proprio per cercare di valorizzare il patrimonio, cercando di valorizzare contestualmente le diverse relazioni che si andavano a creare tra tipi diversi di fonti. Quindi questo sicuramente è un caso interessante, ma mille altri casi di questo genere sarebbe bello poter antologizzare, poter analizzare, poter studiare, poter divulgare, proprio per far capire come effettivamente la collaborazione tra professionisti di beni culturali possa creare dei risultati di rilievo. È stato citato prima, ad esempio, il caso della Fondazione Zeri e di quel bellissimo, suo bellissimo portale che mette in relazione, ad esempio, l'archivio fotografico di Federico Zeri
che appunto è esplorabile nella sua complessità, nella sua struttura archivistica, ma anche ma le cui fotografie sono descritte con appunto un sistema catalografico che comunica poi con delle schede relative al bene culturale che le fotografie stesse rappresentano. Quindi mi sembra veramente un tentativo ben riuscito e mi chiedo quanti altri esperienze, quanti altri modelli di questo genere possano essere indicati come esempio particolarmente significativo di ottica MAB. Nell'idea appunto di un progressivo formarsi di una cultura e di una sensibilità MAB. Il web poi è un importante terreno di incontro, di confronto, di scambio, di convergenza tra operatori che lavorano nei musei, negli archivi e biblioteche. Il Covid, come ci ricorda la studentessa Veronica Sugameli, ha finito per esasperare la vicinanza tra gli specialisti lontani spazialmente e disciplinarmente, e anche se una naturale vicinanza è sempre esistita tra le discipline. Questa è una bellissima citazione che io ho voluto ritagliare con un cameo per rilevare quello che è stato ribadire quello che è stato detto prima a proposito dell'impulso che ha dato il Covid all'integrazione tra i saperi, all'integrazione tra le discipline, e quindi alla capacità del digitale di porsi come ponte non solo tra istituti culturali e utenza e pubblico, ma anche come ponte tra le varie discipline. Poi un tema importante del libro è un tema ormai è diventato quasi un classico di MAB, che è quello della conservazione, dell'emergenza e della prevenzione negli istituti. MAB se ne è occupato più volte. Ho qui tra le mani il volume Un patrimonio per il futuro, i professionisti della cultura tra prevenzione ed emergenza, che è l'esito degli atti del convegno di Gorizia del 2017 che è stato citato prima. È un tema importante, ma su cui ma mai abbastanza in realtà. Data l'attualità del tema, data anzi una sempre più attualità del tema della conservazione e della gestione della prevenzione dell'emergenza. È un tema a cui purtroppo siamo, a causa degli episodi, a causa della fragilità del nostro ambiente, è chiaramente un tema che purtroppo è sempre più di attualità e quindi è sempre più necessario confrontarsi con questa forma di conoscenza comune, che deve essere comune appunto tra musei, archivi e biblioteche, proprio per quella ibridazione che esiste tra tipologie diverse di beni culturali, per la coesistenza di beni di diverso tipo all'interno degli stessi istituti di cultura. Interessante da questo punto di vista anche il richiamo di Elisa Munaro sul ruolo delle regioni nell'ambito della tutela. È un punto di vista originale, nel senso che richiama quello che è una discussione che ormai sopita, ma che 20 anni fa imperversava nel dibattito pubblico, e quindi il ruolo delle regioni e nel rapporto tra Stato e regioni nella tutela. E è un tema che è tornato poi di attualità a seguito del dibattito in corso sul regionalismo differenziato, e su cui MAB dovrà sicuramente impegnarsi, perché non deve le associazioni dei beni culturali devono poter formarsi un'opinione in questo senso e devono poter dire la propria prima che sia troppo tardi. L'accessibilità poi è un'altra parola chiave per gli operatori di beni culturali. È centrale, abbiamo visto, nell'esperienza della Fondazione Querini Stampalia, il tema dell'accessibilità visto attraverso le didascalie, come ci ricorda la dottoressa Trevisan.
Accessibilità che dà conto della centralità degli utenti. È stato ricordato prima l'importanza delle leggi di Ranganathan della biblioteconomia, delle 5 leggi che dovrebbero essere patrimonio comune non solo degli archivisti, dei bibliotecari, ma anche dei museologi e degli archivisti. Ne ricordo una in particolare di cui insomma occorre forse, secondo me, una delle più importanti è quella risparmia il tempo dell'utente. Risparmiare il tempo dell'utente significa mettersi nelle condizioni di poter garantire un servizio che sia il più possibile efficiente, perché il tempo che risparmia l'operatore è anche il tempo che risparmia l'utente e viceversa. È un po' veramente un modo molto icastico, molto diretto per esprimere quella che dovrebbe essere la centralità dell'utente, che è stata poi ribadita nei principi della Convenzione di Faro richiamata prima. L'accessibilità ovviamente è un tema che acquista una importanza ancora maggiore nel trattare il tema dei portali e dei siti web, su cui poi si è concentrata Antonella Moulet, che sottolinea appunto l'importanza della figura del funzionario comunicatore, che possa affiancare il ruolo imprescindibile del tecnico, dell'archivista, e quindi anche la necessità di colmare un gap rispetto ad esempio al mondo dei musei, dove invece queste figure sono più attestate, più frequenti, dove è più frequente invece ritrovarle. È importante anche il tema delle mostre virtuali, che è trattato da Anna Bisceglia, nel caso degli Uffizi. A questo punto vorrei aggiungere anche l'iniziativa dell'ICCU, che ha messo a disposizione un modello gratuito che si chiama Movio, proprio per favorire la progettazione di queste mostre virtuali, che secondo me, al di là delle mostre virtuali in sé, potrebbe essere anche un modo per tenere memoria di quelle mostre che sono state fatte fisicamente all'interno, ad esempio, di archivi, biblioteche, di musei. È un modo per tenere viva, ecco, l'attenzione rispetto a questi eventi che spesso, se non c'è un catalogo, rischiano di perdersi nelle nebbie. Anche se va detto che le mostre digitali, le mostre virtuali, non possono anche non essere, come ci ricorda uno studente, la studentessa Anna Pian, possono non essere la semplice trasposizione digitale di mostre reali. Possono essere e dovrebbero avere un valore aggiunto proprio a livello di interazione con l'utenza e di personalizzazione dell'esperienza. Quindi le mostre virtuali possono aggiungere un qualcosa di più e di diverso rispetto alle mostre reali che sono ospitate concretamente in musei, archivi e biblioteche. Più in generale, il tema delle mostre è un tema MAB, è un tema che potrebbe essere al centro, lo è stato ad esempio al centro di un recente convegno organizzato dall'ICRAB qualche anno fa, e che è un tema che merita di essere sviluppato in sede MAB. Personalmente vedo, insomma, con interesse il ruolo dei documenti, sempre più frequente del ricorso dei documenti d'archivio, non solo nell'allestimento di mostre, ma anche nell'allestimento di permanenti all'interno dei musei. Mi è capitato di recente di vedere il bel museo della Grande Guerra di Vittorio Veneto, dove le fonti archivistiche assumono una loro importanza e anche una loro, diciamo, nel creare delle relazioni tra gli oggetti presenti, esposti all'interno del museo. E su questo credo che, come si parlava prima della necessità di trovare dei funzionari comunicatori per la comunicazione attraverso i social, è altrettanto importante potersi dotare di figure professionali adeguate anche per questo tipo di comunicazione all'interno di mostre e di musei. Da ultimo ricordo, a proposito di musei e mostre permanenti all'interno degli archivi, l'esperienza dell'Archivio Centrale dello Stato, che ha inaugurato proprio qualche giorno fa una vera e propria mostra permanente sulla storia d'Italia attraverso i documenti dell'Archivio Centrale dello Stato. È un modo molto originale
per far capire qual è il ruolo di fonte storica espressa dei documenti conservati nell'Archivio Centrale dello Stato nella ricostruzione della storia d'Italia ancora partendo dall'impresa dei 1000 fino al 2000 in una efficacissima carrellata. E niente, quindi queste sono le impressioni che mi venivano da fare nella lettura di questo volume molto interessante. E concludo con una riflessione sulla comunità MAB. Perché oggi ha senso creare una rete MAB? E per rispondere a questa domanda volevo condividere con voi una breve riflessione che ho fatto anche a Napoli, a margine del congresso MAB di Napoli. Per rispondere a questa domanda vorrei partire dalla genesi della riforma ministeriale del 2016, che è quella che ha riunificato le soprintendenze territoriali che prima facevano capo alle soprintendenze per i beni archeologici, storico-artistici e architettonici. Ora, questo percorso di riunificazione delle soprintendenze è stato giustificato da una constatazione banale quasi, che il paesaggio è unico e c'era quindi la necessità di integrare le diverse discipline che si occupavano di tutela del patrimonio culturale superando i rigidi steccati disciplinari di cui più volte si è parlato oggi. Da allora si sono moltiplicate le iniziative di formazione proprio per favorire il dialogo tra i professionisti dei beni culturali in numerosi master universitari e anche nei corsi della Fondazione Scuola del Patrimonio. E questo è sicuramente un bene. Ecco, io penso che simili percorsi di integrazione di competenze che non annullino le specificità disciplinari, ma che ne esaltino i legami, le relazioni, debbano essere intrapresi a livello di esperienze anche a livello di istituti e luoghi della cultura, e cioè musei, archivi e biblioteche, istituti che custodiscono la nostra memoria storica condividendo il medesimo obiettivo, che è quello di renderla fruibile a tutti, a qualsiasi livello e a qualsiasi modo, sia materialmente che digitalmente. Ora, per ricomporre il patrimonio culturale presente in musei, archivi e biblioteche è necessario metterlo in relazione con il patrimonio diffuso nel territorio. Ecco quindi che insomma, per recuperare questa visione organica del patrimonio culturale il ruolo di MAB è fondamentale, così come è fondamentale lavorare per creare una formazione che sia il più possibile comune rispetto a quello che è rispetto all'unicità, una visione organica del patrimonio culturale sia dentro che fuori le mura di musei, archivi e biblioteche. Anche a nome di tutti i colleghi coinvolti in questa avventura, in questa pubblicazione, insomma ringrazio proprio tanto di cuore i nostri relatori Sclippa, Granzinic e Modulo per la lettura attentissima che hanno fatto, attentissima insomma, e per le loro riflessioni e i loro interventi. Vorrei chiudere con un ultimo ringraziamento, questa è la mia parte di oggi. Allora, il Covid ha influito pesantemente sulla vita sociale e sulla vita accademica e ha creato anche un problema rilevante ai nostri studenti, cioè quello che si sono trovati nell'impossibilità di svolgere il tirocinio. Può sembrare un problema piccolo, ma in realtà nel percorso universitario è un problema assai rilevante perché di fatto impediva di arrivare al termine del loro percorso e laurearsi. Questo nostro progetto ha inteso provare a offrire una soluzione anche a molti dei nostri ragazzi che hanno potuto acquisire i crediti, i CFU necessari del tirocinio seguendo i cinque incontri. La risposta è stata molto rilevante perché abbiamo avuto una settantina
di studenti che hanno seguito con costanza i 5 interventi, e poi per acquisire i crediti loro dovevano anche presentare una relazione al fondo di ciascun intervento. Beh, le relazioni tante, alcune molto belle, alcune forse un pochettino meno, insomma, le ha lette tutte, ha fatto un lavoro accuratissimo l'amica dottoressa Sara Marmai, che ha fatto un lavoro enorme, ecco. Però devo dire che molte relazioni erano davvero belle, insomma, e ci sono state, come anche, come dire, voi avete avuto occasione di citare qualche parte. Quindi nel momento in cui Linda Borean e io abbiamo cominciato a lavorare all'idea di questo libro, ci è sembrata veramente una cosa naturale coinvolgere anche i ragazzi, e quindi senza poterli, come dire, aggregare tutti, e anche senza poter, c'era l'impossibilità materiale, insomma, riportare interamente le relazioni, però una parte degli estratti delle loro relazioni ci sembrava giusto riprenderle. Quindi abbiamo voluto, anche per rappresentare nell'interezza, insomma, la vocazione dell'università, il nostro percorso, ecco, dedicare uno spazio al fondo di ciascun capitolo, quindi per ciascun tema, una parte del capitolo dedicata proprio a riportare le parole degli studenti, e quindi anche appunto insieme a Linda Borean e a tutti gli altri, insomma, voglio ringraziare gli studenti che sono presenti nella pubblicazione e anche tutti gli altri per il lavoro grande che hanno fatto, e per, insomma, ci hanno dato molte buone idee, insomma, molte buone sollecitazioni e uno sguardo anche diverso e originale su molti temi. Abbiamo fatto tardi, direi che possiamo proprio chiudere. Ringrazio quindi i relatori, tutti voi in sala, chi ci ha seguito da casa, chi ci seguirà nei prossimi giorni. Il video verrà reso disponibile ed è stato un piacere. Grazie. Grazie a voi. Grazie.